Sì. Allora, Sì. Festival della Commedia di Monte Carlo, Marco Giallini, come stai Marco? Beh, pare regolare. Chi c'è? Bene, Che bene. effetto ti fa prendere un premio alla carriera? No, ma io non me l'aspettavo neanche fosse la carriera, ma l'hanno detto ieri. No, la carriera, beh, ho fatti tanti di film, è anche giusto, però spero di farne ancora di carriera, insomma. Per la carriera pare che mi hanno dato come figa. giallo levate dalle scatole, ecco. No, proprio la carriera, insomma, avrò fatto una quarantina di commedie. Infatti Alcune io volevo anche tirarti molto dentro belle, su questa cosa perché sono 25 anni dell'Odore della notte. che Che non ricordo era ne ovviamente una commedia. No, appunto, però fa parte di quelle cose Cassarola. Sì, anche in alcuni di momenti cui sei anche. più orgoglioso o no? Sì, beh sì. Sì, per come è nata, perché all'inizio della mia carriera e poi con amici, fraterni, insomma, come Tirabassi e Valerio Mastandrea e Bevi l'acqua e Claudio Carigari, insomma, sì. E sono sempre stato, tutti noi, molto legati a quella persona. Hai più rivisto il film? A Ti pezzi, capita? no, intero no. Ma no, sai, io non vedo manco nemmeno. Ah, non vedi niente di quello che No, fai tu? qualche volta non vedo manco quelli che escono al cinema. Perché c'è la sera che poi c'è la proiezione. No, tante volte ne basta girarlo. Ah, e finisce lì. Senti, per No, chiudere... non finisce lì, Ah, no. è Cioè, che dopo mi metto a guardare, sai, chi fa il cinema poi come sapete anche voi, no? Lo fate pure voi fondamentalmente, è quello che, anzi, forse più di me, che con una macchina che si avvicina, mi metto a guardare tutto io nel film, no? E quando mi perdo invece vuol dire che mi piace tanto. Allora se mi perdo un attimo dentro non guardo più carelli, controcampi sbagliati, riga dei capelli sbagliati, raccordi, e guardo solo, ecco perché diceva tecnicamente tuo figlio gli dà dei consigli. Io so prima tecnicamente e poi la recitazione, perché il cinema è quello. Quando chiedevano sempre per citare, sempre a Robert De Niro, cosa fosse più difficile se il cinema e il teatro, tutti pensavano che rispondesse al teatro, perché comunque invece lui disse ma no, assolutamente no, perché piangi un po', strilla, spara, gioisci e fai l'amore, che ne so, con uno che sta qui, quell'altro che è qua, uno che regge il polistirolo a 20 centimetri dalla faccia e un altro che ha l'occhio alla lupa e con quell'altro leva l'occhio e fa ma capito, non ti chiama però fa e tu fai e ti sposti di mezzo centimetro da qua fai ho capito e ti metti in luce, capito, che magari prima stai qua lo guardi e fa guardi a filo macchina mi fa e tu fai quello è difficile fare questo con gente che magari chi ti tira per la cinta. E allora piano piano impari tecnicamente, almeno io sono uno di quelli, Valerio, Picchio, cioè Favino, e mi ricordo le volte che abbiamo lavorato insieme, ero io? Questo è mio? sì. Ah, sta per terra? Ma da quando? Non lo so, No, da 2 ore. No, sentivo sbattere adesso. Giancarlo con il suo nuovo paracadute mi dice di sì. Esatto. Allora, ciao. E niente, insomma è questo, capito? Che Certo. tante volte, allora mi metto a guardare, per ritornare a bomba, insomma l'Odore della notte sì l'ho rivisto, però quando l'abbiamo girato mi ricordo ogni singolo momento e poi Claudio, insomma, che mi manca tanto la persona, a proposito di cuore, a proposito un po' troppo cuore, che non è tante volte non è così bello, così importante, averne così tanto, secondo questo ambiente, questo mondo. La retorica la allarghiamo. Però, nel senso che Claudio era proprio un cuore, troppa roba, era un cuore con dentro un uomo di talento. Ecco. E allora sarà nato così. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie caro.